Si tinge di giallo la fine del 2019 per il gruppo Essilor-Luxottica, leader mondiale della produzione e commercializzazione di lenti occhiali da sole e da vista. Una maxi frode da 190 milioni di euro è stata accertata ai danni del gruppo in Thailandia. Si tratta di attività fraudolente che si sarebbero verificate in uno dei suoi stabilimenti nel paese del sud-est asiatico. La comunicazione del gruppo, a poche ore dall'apertura delle borse, ha fatto perdere al titolo il 2% sia sul mercato milanese che su quello parigino. Il management, spiega l'analisi di Bernstein, specializzata nel settore della moda e del lusso, indica che la truffa è stata organizzata dai dirigenti locali di Essilor tramite pagamenti in contanti a fornitori fittizi in un lasso di tempo relativamente breve. A nostra memoria, fa sapere l'analista, si tratta di uno dei maggiori casi di truffa finanziaria all'interno del settore. È stata la stessa società a rendere noto di avere denunciato l'accaduto in Thailandia e in altre giurisdizioni. L'impatto finanziario atteso, come detto, potrebbe essere pari a 190 milioni di euro. La società ha mobilitato tutte le risorse opportune, interne e esterne, per porre immediatamente fine alle attività fraudolente. Subito sono stati messi alla porta tutti i dipendenti che ad oggi risultano coinvolti nella frode. L'impatto che la frode avrà sui conti di Essilor-Luxottica, che ha la sua principale sede operativa ad Agordo, sarà registrato nel bilancio 2019. Rafforzati tutti i sistemi operativi di controllo interni in tutto il mondo per aumentare i protocolli di sicurezza. L'episodio potrebbe accelerare la fusione del settore finanza di Essilor e Luxottica, che dalla fusione è ancora gestita separatamente per un disaccordo sulla scelta delle figure apicali. Prima il gruppo sarà integrato sotto un unico tetto, osservano gli analisti, e meglio sarà.